canto d'ingresso, nobile Santa Chiesa numero 305. Nobile Santa Chiesa, regno d'amor, dona la terra Cristo trionfa. Il Signore ti ha scelta per segno nel mondo e per te si diffonde un lieto messaggio. Santa Chiesa, regno d'amor, dona la terra Cristo trionfato. Tu rinnovi nel cielo di Cristo, tu ridesti nel mondo l'amore che salva. Nobile Santa Chiesa, regno d'amore, dona la terra Cristo trionfato. Festa della Pietro Apostolo. Pietro, io ho pregato che la fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Nel nome del Padre e dello Spirito, il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza sia con tutti voi. Che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumini i popoli, Cristo eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi piedi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, che tra gli sconvolgimenti del mondo non si turbi la tua Chiesa, che hai fondato sulla roccia della professione di fede dell'Apostolo Pietro. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San
Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendo. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio Pasto di erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Del Signore. La celebrazione odierna col simbolo della cattedra pone in rilievo la missione di maestro e di pastore conferita da Cristo a Pietro, da lui costituito nella sua persona e in quella dei successori, principio della Chiesa. Dalla fede di Pietro la Chiesa riceve sicurezza. Tramite la cattedra di Roma, il maestro che conserva è il pastore che la guida
Le parole di San Pietro nella sua lettera invitano i credenti cristiani a preoccuparsi della Chiesa, particolarmente i responsabili, Papa, Vescovi, sacerdoti. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, gioiosamente, secondo Dio, non per vili animo, modelli del gregge. L'amore non è l'interesse deve sostenere i pastori della Chiesa nel loro ministero. Essi non sono i padroni del gregge, affidato loro da Dio, ma servitori, e attendere dal Padre Supremo Gesù la ricompensa del ministero svolto. Gesù nel Vangelo secondo Matteo chiede ai 12 apostoli l'opinione che ha la gente che lo segue di lui. Gesù non può essere contento di essere semplice profeta. Chiede allora agli apostoli che cosa essi pensano di lui, che li ha scelti a seguirlo. Solo Pietro lo definisce per quello che è. Tu sei il Cristo, il Messia, il Figlio del Dio vivente. E per questa professione di fede in Gesù, Pietro viene eletto fondamento da decidere con autorità a nome di Cristo. Nella persona di Pietro e dei suoi successori c'è al quale la Chiesa appartiene. La Chiesa non è di Pietro, ma è di Cristo. Ecco come dobbiamo guardare al Papa e ascoltarlo e a obbedirgli. A Pietro l'autorità, cioè le chiavi del regno dei cieli. E tutto ciò che Pietro legherà sulla terra sarà legato nei cieli. E tutto ciò che Pietro scioglierà sulla terra sarà sciolto nei cieli. E quali sono queste cose importanti che può? Le verità, il perdono della dottrina evangelica sono proclamate dalla Chiesa per l'autorità del Papa, successore di Pietro. Non tutti, è vero, si adeguano a Pietro, ma è volontà del Padre Celeste che ci crediamo, che lo rispettiamo e accogliamo la sua di giustizia e di pace.
in unione con tutta la Chiesa, oggi celebriamo la missione che Gesù Cristo ha Pietro. Grati perché Dio ha chiamato anche noi a partecipare, di annunciare il Vangelo, così ora preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per la Chiesa e l'impegno per raggiungere una piena unità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per il Papa, che sia sostenuto dal tuo aiuto nel suo ministero pastorale. Preghiamo. Ascoltaci, pastori della tua Chiesa, uniti al successore di Pietro, siano modelli di vita per il gregge loro affidato. Preghiamo. Ascoltaci, vocazioni sacerdotali e religiose, il tuo spirito susciti ancora giovani che offrano la loro vita a te e ai fratelli. Preghiamo. Ascolta, la comunità sia segno di unità e di comunione per ogni persona che si accosta ad essa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, o Padre, che hai dato a Pietro le chiavi del regno dei cieli. Accogli, guida la tua Chiesa attraverso coloro che tu hai scelto come pastori del tuo popolo. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, da ogni nostra colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Padre, le preghiere e le offerte della tua Chiesa, perché con l'insegnamento del Beato Apostolo Pietro manteniamo integra la fede e sotto la sua guida giungiamo all'eredità eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli, e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo.
Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo e cantiamo la lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto Lui che viene nel nome. Osanna nell'alto dei cieli. Santo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, grazie, lo diede ai suoi discepoli: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza. Ti preghiamo umilmente nel corpo di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili di noi tutti e abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Pietro, Francesco, Chiara, Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo la lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo oggi in modo particolare per il nostro Papa, perché ci sia di guida verso la vita eterna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto vivremo sempre liberi del peccato, ogni turbamento, dell'attesa che si compia e venga il nostro salvisto. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che fa comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia Dio e di salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il Signore è il mio pastore, nulla manca d'ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi disseta placide acque, è ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome. Dietro a lui mi sento sicuro, pur se andrò alle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.
Preghiamo. O Dio, Apostolo Pietro, ci hai rinvigoriti con la comunione al corpo e al sangue di Cristo, fa che questo santo scambio nel quale si attua la nostra redenzione sia per noi sacramento di unità e di pace, per Cristo nostro Signore. Con voi, per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di San Pietro, vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. 256. Lieta nel gaudio del mio spirito si espande, l'anima mia magnifica il Signore, Lui solo è grande, Lui solo è grande. Umile ancella, degno di riguardarmi dal suo trono, e grande e bella mi fece il Creator, Lui solo è buono, Lui solo è buono. E me beata dirai in eterno delle genti il canto, e m'ha esaltata per l'umile mio cuore.